Sangue, sudore e duro lavoro ti portano certe volte nella tua carriera calcistica a disputare delle partite che sono diverse da tutte le altre, partite che hanno il sapore della rivincita. Benvenuti amici sportivi appassionati di calcio giovanile, Claudio Costanzo per le telecamere della Wii Sport SD dal campo Garda Sport di Mili Marina per raccontarvi la 15ª giornata del campionato di giovanissimi regionali Girone D, ad affrontarsi il Città di Messina, capolista del torneo, che ospita la seconda forza del campionato, l'Orsa Barcellona, giallorossi di mister Fiumara, che guidano la classifica con 29 punti in classifica, frutto di 9 vittorie, 2 pareggi e 2 sole sconfitte subite, una proprio all'andata contro gli avversari odierni. Insegue l'Orsa Barcellona a quota 27 punti con 8 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Arbitra l'incontro il signor Jacopo Doddis della sezione di Messina, di fronte alla miglior difesa del campionato, quella dei giallorossi di mister Fiumara, che affronta il secondo miglior attacco del torneo. Gli 11 scelti da mister Fiumara vedono Forestieri tra i pali, linea 4 formata da Denaro, Tramacere, Lopresti e Cannata, centrocampo con Maceli e Majorana largo, Maesano e Mangano ad agire nella zona nevralgica per innescare le 2 punte De Gaetano e Spure. Osservato un minuto di silenzio per le vittime del centro Italia e poi si potrà partire con le ostilità. Qui vediamo i 2 capitani a centrocampo impegnati nei riti pre-partita. Classico completino giallo-rosso per i ragazzi del presidente Lorè, rispondono in maglia bianco-verde i ragazzi della formazione tirrenica, che giocheranno questo primo pallone da destra verso sinistra ai vostri videoschermi e avranno subito l'occasione per passare in vantaggio, complice l'infortunio della difesa giallorossa, che libera al tiro Calabro tutto solo davanti a Forestieri, non se lo fa dire 2 volte e porta in vantaggio i suoi all'8° minuto di gioco. Il numero 9 della formazione di mister Rando sblocca subito la partita. Svarione della difesa di mister Fiumara, che ora è costretta a inseguire. Qui ci prova Majorana a innescarsi sull'auto di sinistra, punta l'intera difesa avversario, semi nel palico, palla a rimorchio per De Gaetano, debole il suo mancino, termina largo alla sinistra della porta difesa dalla Rosa. Dall'altro lato però un'altra bella occasione, l'Orsa Barcellona con Calabro, rimpallato il suo destro, finisce sui piedi di Otto, che clamorosamente calcia alto a tu per tu con Forestieri. Qui ha un'altra occasione la formazione di Reading, con questo spiovente in mezzo, ancora uno svarione difensivo che aveva liberato Calabro al tiro e servito sul piatto d'argento l'occasione per la doppietta personale. Provano a scuotersi da questo difficile inizio di gara i ragazzi mister Fiumara con questa azione tutta palla a terra, che libera al tiro De Gaetano, sballato il suo mancino. Prova ancora a giocare in verticale la formazione di mister Fiumara, qui con De Gaetano che libera Majorana, va sul fondo, mette dentro, non ci arriva Spuria per un soffio. Bella azione del capitano numero 8 quest'oggi. Qui pallone in mezzo, ribattuto, finisce sul sinistro di De Gaetano, che punta la porta e la spacca, firmando il gol dell'1-1 l'ex Vincenzo Patti. De Gaetano pareggia i conti con questo tremendo sinistro che si infrange sotto la traversa. Tutto da rifare per l'Orsa Barcellona. Hanno trovato probabilmente il gol che potrebbe anche cambiare moralmente il match. Qui però un'occasione nel finale di primo tempo, la formazione di mister Rando con questo calcio di punizione dal limite che batterà il numero 8 Currò, ma Forestieri si allunga splendidamente e manda in corner, è volato a levare le ragnatele da sotto il 7. Splendida la parata del classe 2002. La palla dentro, ancora una volta Forestieri deve dire di no per chiudere la prima frazione di gioco sull'1-1 con il duplice fischio del signor Doddis. Squadre a riposo, bella prima frazione di gioco tra 2 squadre che non disdegnano di giocare a calcio ed affrontarsi a viso aperto. Intanto siamo passati con le immagini alla ripresa, che inizia con questa follia di De Gaetano che atterra un avversario e si prende diretto il cartellino rosso, che lo manda negli spogliatoi, lasciando per tutta la seconda frazione di gara i suoi compagni in 10. Rivediamo il bruttissimo intervento ad atterrare a rigo. Città di Messina che però non si perde d'animo, e qui anche un'occasione su questo calcio piazzato battuto da Maesano, sul quale non arriva Mangano. Qui palla in verticale per Spuria, che solo contro tutta la difesa avversaria, la punta, si guadagna un fallo importantissimo. Il bomber
della rappresentativa provinciale giovanissimi. Andrà a batterlo Nicolò Maisano col suo solito mancino tagliato, trova Mangano su un primo tempo la rosa e poi ancora Mangano con il tapin vincente porta il Città di Messina in vantaggio nonostante l'inferiorità numerica. Il numero 10 con caparbietà è riuscito di testa 2 volte a ribadire il pallone in rete e a firmare il gol di un vantaggio che potrebbe significare importantissimo per il proseguo del campionato. Qui ancora vediamo Spuria con caparbietà come si porta a spasso tutta la difesa dell'Orsa Barcellona, si defila un po', rientra sul destro, punta un avversario, fa spallate, ci riesce col fisico, cade a terra, si rialza con una capriola e riesce a entrare in area con una caparbietà incredibile. Il giovane attaccante ex Sporting Atene, resta lì il pallone, ci prova Maisano, centra, la traversa clamorosamente, ha avuto l'occasione del 3-1 la formazione giallorossa, che però qui ancora complice un harakiri di uno dei suoi giocatori che allontana il pallone, già ammonito, lascerà i suoi compagni in 9 uomini. Anche Nicolò Maisano costretto a farsi la doccia anticipatamente. Ineccepibile la decisione del signor Doddis, prova a dare qualche delucidazione tattica a mister Fiumare qui a Maurelio Maceli, quando però ha ancora un'occasione in Città di Messina nonostante la doppia inferiorità numerica con Maceli che calcia alto. Termineranno ben presto però le energie dei ragazzi del presidente Orè, che qui subiscono la rimonta dell'Orsa Barcellona, prima col neoentrato Bucca sugli sviluppi di un calcio d'angolo, firma il gol del pareggio con questa fortunosa deviazione di ginocchio che batte Forestieri. Attonita la società guarda la partita quando i propri giocatori hanno ancora un'occasione con Mangano dopo questa splendida triangolazione, ma l'episodio che cambierà la gara sarà questo errore in disimpegno di Denaro che libera tutto solo l'attaccante dell'Orsa Coppolino, fischia in un primo momento il direttore di gara, qualche attimo di indecisione, ma poi assegna il gol che vuol dire il vantaggio per l'Orsa Barcellona, che festeggia polemicamente alle nostre telecamere il gol del sorpasso in classifica. E notte fonda ora per i ragazzi di mister Fiumara, che qui rischiano anche l'imbarcata. Ancora Coppolino all'occasione per la doppietta personale, scarta Forestieri ma calcia al lato. Non ci sarà tempo per la reazione dei ragazzi del presidente Lorè, che così regalano i 3 punti all'Orsa Barcellona, che li superano in classifica e riaprono il campionato. Pesante sconfitta per i giallorossi, che ora dovranno rialzarsi. La prossima partita contro la Ionica vedranno assenti Maisano, Mangano e De Gaetano. Da Claudio Costanzo per i microfoni della Wii Sport è tutto, vi ringraziamo, alla prossima, sfondate il tasto mi piace.